Buonasera a tutti, Bizzi TV, scusate, siamo venuti un po' in presse, devo andare a uno Lucas al decca e mese, devo terminare prima e poi per finirsi intero. Dunque, andiamo direttamente a vedere come si presenta Toia Sadia si presenta De Goi, che è bello che è limpio, insomma, poi andiamo a vedere il tenore narrata, lo Zaravallo e lui di Molderetto, però io non narrata che lo mezzo cocolato, però non si regalo quest'anno vede, non vi nata galo, fino a mezzodia e poi un pacchetto di abba da essa una a saldua e poi spalazzata a posto resto di sadie. 26 gradi temperatura massima, da che grado temperatura minima. Crasa, che lo spalazzato potato sadie e pezze chi a sa schimbe chi a cominciare a gutti, carchi guttio di abba. 29 gradi, temperatura massima, e che 9 gradi, temperatura minima. Bene, vediamo il suo stoccamento, è arrivato su Circu a Bizzi, si è narrata Termor Row Volland Circus, che presenta tutto lo spettacolo con Pizzinello, su 23 de lampada a sa 7 de 0 in piazza Asproni. Non che avete scritto piazza delle parrocchie, ma praticamente è piazza Asproni. Poi posamento che crase in numero questa manifestazione per Palestina e contro la guerra. Che su 22 de lampada sa veste su la protezione del suo corpus domini e quindi per l'ordinanza può liberare tutti gli spazi in un beccone sa protezione. Poi Crasa, in piazza Pitalis, a Sasotto, veste reading e canterino, stereotipie di genere nelle canzoni italiane, a cura dell'associazione Archimus con Franca Carboni. Attraverso i testi e le musiche di ieri e di oggi analizzeremo insieme il tema degli stereotipi di genere. Bene, andiamo adelante sul giornale, numero. Allora, corteo cittadino per dire no alla guerra, appuntamento in piazza Berlinguer alle ore 18. Piazza Berlinguer praticamente si stazione. Domani la città di Nuoro si mobilita per dire no alla guerra con un corteo promosso da Comitato Spontaneo contro la guerra che attraverserà tutto il centro cittadino alle 18, dalle 18 alle 22 per lanciare un messaggio di pace e opposizione ad ogni logica bellica. La manifestazione partirà da piazza Berlinguer di fronte alla stazione ferroviaria per proseguire lungo via La Marmora nel corso Garibaldi fino a raggiungere piazza Vittorio Emanuele, dove la manifestazione si concluderà con un momento collettivo di riflessione. Tu piazza che numere invece è giardinetto e si stazione. Gli organizzatori prevedono la presenza di circa 100 manifestanti che sfileranno lungo le vie del centro in un'iniziativa che vuole essere pacifica ma determinata a richiamare l'attenzione sul tema dei conflitti in corso e sul ruolo delle istituzioni e dei cittadini nel promuovere soluzioni diplomatiche e non violente. Bene, 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 bene. Allora, un canto per i bimbi di Gaza, ecco qua, coro di Nuoro, protagonista al 28° Festival Internazionale di Valpusteria, diretto da Francesco Mele, il sodalizio ha eseguito i brani tradizionali popolari. Va bene, no. Da innanzi regalo, lista d'attesa, nessuna riduzione, 1 anno e mezzo per una risonanza. Narra Ivan Sample di questa riduzione del sostempo e poi invece non succede mai. Dal 2019 al 2024 il sistema ha erogato 1 milione di prestazioni in meno. Dal 2019 al 2024 è stata tutta la zona del Succovidi comunque, del Zompo, bisogna partire dalla medicina territoriale, avvicinarsi ai cittadini, assumere i medici con i fondi dei gettonisti, l'ipotesi di Schillaci dal 30 luglio, stop ai contratti dei professionisti a tempo e assumere dottore che in corsi spese, insomma, speriamo che sia degai.
Allora, 2 missili dispersi pronti ad esplodere nel mare dell'isola. Noi che siamo sempre in guerra, fino a se non siamo in guerra, che è una guerra simulata, poi però si verifica davvero. L'ufficio circondariale vieta ogni attività a largo di Murtas e della costa ogliastrina. Sul fondo del mare della Sardegna ci sono 2 missili dispersi. Uno è un Aster 30, l'altro è uno Stinger, differenti per dimensioni ma entrambi molto pericolosi, tanto che l'ufficio circondariale marittimo di Arbatax ha emesso 2 distinte ordinanze che vietano qualunque attività marittima nel raggio di 150 metri dal punto del presupposto impatto contro la superficie. Le coordinate sono definite approssimative, ma una cosa è certa: il punto di partenza era Capo San Lorenzo, porzione a mare del poligono interforze del Salto di Quirra. Le posizioni dei quei missili armati e a rischio esplosione, uno al largo della spiaggia di Murtas nel Sarrabus e l'altro più a nord davanti all'Ogliasta, sembrano raccontare un esito delle esercitazioni diverso da quello reso noto dagli organismi di comunicazione delle forze armate, cioè praticamente sente incompetente e improbabile. La legge sul fine vita il via libera nell'isola entro metà agosto. Cioè ormai questa in tanta regione, che bisogna approvarne, giusto quindi che è stata proposta e approvata pure in Sardegna. Ieri in Commissione Sanità si è chiuso il ciclo di audizioni con il parere contrario degli esperti di bioetica. Esperto. Fundoni, PD, sarà un testo equilibrato, terrà conto di tutte le posizioni emerse. Si è chiuso ieri il ciclo di audizioni sul DDL di fine vita che ha già anticipato la Presidente della Commissione Sanità Carla Fundoni. Diventerà legge in Sardegna prima della pausa estiva. Sarà un provvedimento equilibrato, ha spiegato, che terrà conto di tutte le posizioni manifestate nel corso di questi lavori preparatori. Difficilmente di quelle emerse ieri, tutte contrarie alla legge sul suicidio medicalmente assistito, di quelle emerse ieri, tra gli altri sono intervenuti Giulia Bovassi, esperta di bioetica dell'Università del Messico, Anneta Messico, e Giuseppe Castello, medico docente di bioetica della Pontificia Facoltà della Sardegna. Va bene, teniamo conto. I lavori Bovassi si è detta contraria ad una norma che poggia le basi su una sentenza della Corte Costituzionale. La materia è di competenza dello Stato e la sentenza della consulta non stabilisce il diritto alla morte, semmai circoscrive le condizioni essenziali nelle quali si ravvisa l'eccezione rispetto alle norme vigenti. Secondo la professoressa, la proposta del Consiglio tende ad estendere il concetto consentendo alla Regione di garantire la necessaria assistenza a tutte le persone che intendono accedere al suicidio medicalmente assistito. Bovassi va bene, la pensa diversamente, Bovassi qui. Annete. In Messico, spreco d'acqua, scatto dell'isola, cioè pare che va per mobilitazione pro eliminare non si perdita di acqua. Legas lancia la campagna Ogni goccia conta per promuovere il risparmio idrico. Rivoluzionare la mentalità dei sardi perché l'acqua non è un bene scontato. Presidente e direttore del Legas, l'ente di governo dell'ambito della Sardegna, dell'acqua, il governo dell'acqua, Fabio Albieri e Maurizio Meloni hanno un progetto ambizioso: iniziare a poco a cambiare le abitudini delle famiglie nell'isola affinché trattino la risorsa idrica come preziosa e quindi da tutelare. Ecco il perché della campagna di sensibilizzazione. Ogni goccia conta. Un progetto pensato per informare e coinvolgere e responsabilizzare la popolazione sull'uso corretto dell'acqua, in un momento in cui la risorsa idrica è più che mai fragile, è centrale per il futuro dell'isola.
Va bene, siamo d'accordo, però tocca a te impedire chi va a perdita. Maturità da record, non ammesso il 7,1% degli studenti. L'isola è la regione con la percentuale più alta di bocciature. Beh, in qualche cosa dobbiamo esprimerlo. Oggi è la prima prova scritta del 12.378 aspiranti diplomati. Beh, una scuola straniera in una terra, una scuola italiana in terra sarda, è chiaro che ne potremo pretendere, siccome è una scuola francese in Italia. Ormai è una consuetudine, un dato che sembra scolpito nella pietra. La percentuale degli studenti sardi non ammessa alla maturità è la più alta d'Italia. Un motivo bilettare, no? Cioè, qual è il motivo? Che sono un po' stonto gli studenti sardi? O che pure si scuola è una scuola stranza rispetto a questo popolo, a questo popolo di Sardegna. Una domanda. Quest'anno, come capita ormai dal 2021, non ci sarà alcuna notte prima degli esami per il 7,1% dei possibili diplomati sardi che sono stati non ammessi, contro una media nazionale che si attesta sul 3,5 punti in percentuale, meno della metà. Alla fine del tunnel che conduce alla didattica scolastica dei maturandi sardi c'è però anche un piccolo spiraglio di luce. L'anno scorso i non ammessi erano il 7,4%, 0,3% di differenza che non cambia il valore di numero che è la diretta conseguenza del fenomeno della dispersione scolastica. Vabbè, di dispersione scolastica. Non vi torno a suo motivo. Andiamo ad innanzi, no, un altro capitolo, eccolo qua. Allora, cellulare vietato in classe, stop anche alle superiori. Il ministro Valditara distrae, non è uno strumento didattico. Saremo d'accordo qui in Valditara, cioè hanno già che sono lezioni sul cellulare, piccano sul cellulare e già che sa lezione. Ma quando bastate la lezione, il cellulare sicuramente non aiuta. Roma non avere dipendenze significa essere liberi, perché se io non riesco a staccarmi da un oggetto qualunque, esso sia, è chiaro che non ho realizzato appieno che non ho la mia libertà e quindi non sono riuscito a strutturarmi come persona nella sua completezza. Questo è il punto di vista di Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione del merito sulla decisione di vietare lo smartphone in classe anche alle superiori. Dipendenza può essere quella dal cellulare, come dalla droga, dai videogiochi, dall'alcol, ha aggiunto il ministro. E siamo d'accordo sul ministro. Nonché tiranoccolo. Andiamo alla politica internazionale, Meloni Trump, prove d'intesa, poi Donald insulta Macron. Questo Donald mi pare che sia cominciando a boccare fuori sul ribambimento. Non voglio il cessate il fuoco. Emanuele non lo capisce mai. Su una panchina di legno del Pomeroi Kanazakis Mountain Lodge, da soli, senza staff, nelle vicinanze. Giorgia Meloni e Donald Trump si sono parlati prima della cena che ha sbloccato la dichiarazione del G7 sulla crisi tra Israele ed Iran e del ritorno anticipato del presidente americano a Washington. Non è stato l'unico incrocio tra i due, eccetera, eccetera. Momenti salienti a Briatto. L'UE non offre un accordo equo. Washington chiede di più a Bruxelles. Borse nervose. Dato Bruxelles ha offerto decche, ha offerto a chi a America non li hanno bene. Donald Trump gela l'Europa sui dazi. Con la scadenza del 9 luglio che si avvicina a grandi passi, il presidente americano torna ad incalzare il vecchio continente, chiedendo di più nelle trattative. L'UE per il momento non sta offrendo un accordo equo
sui dazi avvenuti a bordo dell'Air Force One, rientrando negli Stati Uniti dal G7 del Canada, in anticipo per la crisi Iran-Israele. Notte di sangue in Ucraina, da Gran Bretagna e Canada, nuove sanzioni alla Russia. Una raffica di 440 droni e 32 missili per una nuova notte di sangue in Ucraina, dove la capitale Kiev ha vissuto uno dei peggiori attacchi dall'inizio dell'invasione. Secondo Vladimir Zelensky, il raid ha colpito condomini, un dormitorio, una stazione di servizio ed edifici non residenziali nelle città, provocando uno shock e danni tali da creare confusione sul bilancio dei bombardamenti. Inizialmente le autorità avevano parlato di almeno 14 morti. Col passare delle ore e il recupero e identificazione dei corpi, il numero è stato rivisto al ribasso, con 10 uccisi confermati, compreso un cittadino USA, e 138 feriti nella capitale. 2 morti per il raid che hanno colpito anche la città meridionale di Odessa. Cioè, non si terminano mai di bombardare. Gli Stati Uniti minacciano l'Iran, subito una resa incondizionata. La Germania, Netanyahu, sta facendo il lavoro sporco per tutti. Cioè, non si dia batta dichiarazione in un senso o in satiro. Khamenei trasferisce i poteri ai Pasdaran, cioè scritto sempre per la spiegato, in Iran va due eserciti, uno è l'esercito del Stato e l'altro è l'esercito del Khamenei, cioè nel Pasdaran, che praticamente è un esercito religioso. Tel Aviv elimina il capo di Stato Maggiore iraniano. Teheran si stringe il cerchio attorno ad Ali Khamenei. Israele non nasconde l'intenzione di ucciderlo e Donald Trump lo avverte. Sappiamo dove si nasconde, ma per ora non lo uccideremo. Nascosto in un bunker con la famiglia, la guida suprema avrebbe già trasferito alcuni dei suoi poteri esecutivi ai Pasdaran, proprio per le difficoltà a gestire la linea di comando dal suo nascondiglio, riferisce Iran International Media, vicino all'opposizione in esilio, ultimo di una lunga lista di bersagli eccellenti. Stavolta a finire nel mirino dell'aeronautica israeliana è stato invece il comandante Ali Shadmani, appena nominato capo di Stato Maggiore dopo l'uccisione del tenente generale Ali Rashid all'inizio dell'operazione. Leone nascente, presentato dall'IDF come la figura più vicina a Khamenei, e quindi come queste che tutti i vergini che li toccano in paradiso. USA aiutava migrante, candidato a sindaco, arrestato a New York. Pure stiamo diventando un stato. 5 giorni dopo il senatore democratico della California, Alex Padilla, un altro politico dell'opposizione, il candidato a sindaco di New York, Brad Lander, è stato clamorosamente arrestato in un tribunale per l'immigrazione di Manhattan. Lander, che svolge il ruolo di controller, stava accompagnando un imputato immigrato fuori dalla corte quando è stato afferrato dagli agenti dell'ICE, messo al muro e ammanettato. Pensate un po', tipo ne metti in America. Culla della democrazia. Bene, andiamo sull'ultimo capitolo. Trump pronto alla guerra, la pazienza sta finendo. Iran, sappiamo dov'è Khamenei, per ora non lo eliminiamo. Intanto Zelensky, appello di Zelensky al vertice del G7, fate pressione su Mosca. L'UE dice addio all'energia russa. I missili sui cieli israeliani e iraniani rubano la scena, ma le bombe continuano a cadere anche sul suolo ucraino. Sia Kiev che Odessa si sono svegliate contando i danni dei pesanti bombardamenti subiti nella notte. È stato uno degli attacchi più forti
da quando è iniziata questa guerra. 440 droni iraniani, Shahed e 32 missili, inclusi quelli balistici, ha detto Volodymyr Zelensky al suo arrivo al vertice dei G7 in Canada, precisando che per ora abbiamo 138 feriti e 12 uccisi. Una grande tragedia. Il leader di Kiev al G7 ha chiesto il sostegno e l'intervento sulla Russia. In questo terminiamo, scusate la pressa di oggi, ma devo hackeratelo e non poteva restare. Intanto salutiamo la Ciriaco che è sempre puntuale e saluta sempre e poniamo la sigla di Tancatura. Mi raccomando, casa che è poteta sa piazzetta, che beste piazzetta Pitali, che beste questo bello dibattito. Purtroppo BCTV non va a poter essere, vabbè, sa manifestazione in numero. Bene, a mezzo vedere di buona tutto dai BCTV, adiosu e mezzo a crare.